Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. È falso che l'autonomia differenziata spacchi l'Italia penalizzando il Sud. Chi lo sostiene fa terrorismo politico. Queste le parole del presidente della regione Renato Schifani, rilasciate al Corriere della Sera commentando la riforma voluta dal ministro Calderoli. E lo stesso Schifani, entro la giornata di oggi, dovrebbe firmare l'ordinanza che permetterà ai comuni della Sicilia orientale di conferire rifiuti in altre discariche dopo la chiusura di Lentini. La soluzione pare essere la distribuzione nei centri di Enna, Gela e Siculiana. A Scicli, nel Ragusano, un 19enne è stato tenuto in ostaggio da una banda di criminali per motivi legati ad un debito di droga. Il ragazzo è stato liberato grazie ad un blitz delle forze speciali dei carabinieri che hanno arrestato i due sequestratori. Sono ancora gravi le condizioni di Miriam Meianale, la 23enne alla guida dell'auto finita contro il guardrail sulla Palermo-Sciacca. Nell'incidente sono morti il figlio di 16 mesi e una ventenne. Dagli esami tossicologici è emerso un tasso alcolemico ben oltre il limite. Infine è svelato il mistero legato ad un oggetto che nella serata di ieri ha illuminato i cieli della Sicilia e non solo. Si tratta di un satellite della costellazione Starlink di SpaceX, di proprietà di Elon Musk, per l'accesso a internet satellitare. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.